ce li legge lei. Vai. Vieni figlia mia, ho una foto di Susanna nel comodino, ma non dire niente a Leo, sicuramente non sarebbe d'accordo. Giulia la seguì emozionata, entrò nella camera da letto e, immobile, rimase in attesa di poter vedere finalmente il volto di quella misteriosa donna che, prima di lei, era entrata nel cuore del suo uomo. Quel confronto l'aveva divorata per anni, quel confronto l'aveva sempre tormentata ed ora parte delle sue domande stavano per avere una risposta. Allora, questa sera presentiamo il libro di Giulia Garau, che è qui accanto a me, dal titolo quanto mai emblematico, La rete. La rete non è soltanto la rete informatica, quella di internet, con tutte le sue implicazioni, i suoi disagi, ma qualche volta anche i suoi pregi, no? Ci aiuta moltissimo, ma chi non sta davanti a internet a lavorarci. Ma spesso di negatività con Facebook eccetera, la cosa comporta spesso dei grossi problemi. Però in realtà dietro c'è anche una rete intricata che lega quattro ragazze, quattro donne che sono molto unite tra loro e che ognuna delle quali ha una sua particolarità che poi vedremo più avanti. Sono donne di oggi, quindi hanno problemi, hanno frustrazioni e qualche volta anche qualche gioia, raramente, ma insomma. Ecco, è un giallo, premetto che a me di solito i gialli non piacciono. E lo dico senza piaggeria, il suo libro ha il pregio di essere un giallo non particolarmente intricato né particolarmente turbolento come sono i gialli, ma un giallo anche molto introspettivo. Ti voglio chiedere cos'è nel giallo che ti attira, considerato che, come dicevo prima, a me di solito il giallo non piace perché di solito mi ansiosizza troppo, cosa che in questo caso per fortuna non c'è stato. Beh, romanzo giallo, a differenza degli altri romanzi, impone al lettore una maggiore attenzione, una lettura attiva, nel senso che oltre ad avere tutte le emozioni che possiamo trovare negli altri generi, nel classico, nel romanzo rosa, nel romanzo fantasy, no? Noi possiamo trovare anche nel giallo una storia d'amore, quindi troviamo tutte quelle sensazioni che possiamo trovare negli altri romanzi, però il romanzo giallo impone questa lettura attiva, partecipativa. Il lettore sa che non può leggere con disattenzione una pagina, perché si perde una parte, o saltare in una particolare riga, una cosa e poi non solo, è una lettura quasi collaborativa con lo scrittore, a volte anche antagonista, nel senso che uno dice leggo per vedere se scopro qualcosa in più prima dello scrittore stesso che lo sveli. Salì nel buio delle scale, evitando di prendere l'ascensore, e arrivò davanti all'appartamento che giorni prima era stato invaso da polizia e curiosi. Quello stesso appartamento che in quell'istante freddo e deserto appariva nella sua anonimità uguale agli altri, senza più tracce del terribile delitto che vi era stato compiuto. Strappò i sigilli, infilò lentamente la chiave e aprì la porta. Giulia rimase bloccata davanti al corridoio buio e lugubre, impedita nei movimenti da una profonda paura che la travolse inaspettata, quando il rumore dell'ascensore la spaventò, a tal punto da spingerla ad attraversarlo in un secondo.